Nessuna restrizione per i vaccinati in zona rossa e Green Pass senza scadenza per chi ha fatto 3 dosi o 2 dosi ed è guarito dal Covid. Sono le indicazioni che trapelano dal Consiglio dei Ministri in corso a Roma. Nella nostra regione rispetto allo scorso anno la mortalità da Covid è calata del 65% grazie ai vaccini. Tra 10 giorni atteso il calo della pressione sugli ospedali, all'appello per la terza dose mancano ancora 220.000 persone. Mortale in A28 nell'udienza di Convalida, Traikov si è avvalso della facoltà di non rispondere. I legali ancora in stato confusionale, il giudice si è riservato la decisione sui domiciliari. Decine di amici in sella moto e scooter hanno scortato il feretro di Lorenzo, il giovane morto a Lauzacco nell'ultimo giorno di stage. La chiesa di Castionzo è riuscita ad accogliere tutti i partecipanti al funerale. Al CONI Point di Udine è commossa intitolazione oggi da Alessandro Talotti, la leggenda dell'Alto Sottomaior, grato per la sua amicizia, è un giorno triste, rendiamo omaggio alla grande persona che è stato. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Si è conclusa da pochissimo la riunione del Consiglio dei Ministri, dalla quale usciranno importanti novità nella gestione della pandemia. Nessuna restrizione per i vaccinati in zona rossa e Green Pass senza scadenza per chi ha la terza dose. Sul fronte scuola niente DAD per chi è immunizzato. Nessuna restrizione per i vaccinati in zona rossa, Green Pass senza scadenza per chi ha fatto 3 dosi di vaccino o 2 dosi ed è guarito dal Covid e poi novità importanti sulla scuola. Sono queste le indicazioni che trapelano dal Consiglio dei Ministri che si è appena conclusa a Roma e dovrebbero arrivare già oggi, anche se non è escluso che alcuni passaggi vengano calendarizzati nel corso delle prossime settimane, visto che il Premier Mario Draghi ha presentato il provvedimento spiegando che, sulla base dell'evidenza scientifica e continuando a seguire l'andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti. I dati, ha proseguito il Premier e i suoi ministri, sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti e vogliamo un'Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi. In tema di scuola, secondo la proposta del Comitato Tecnico Scientifico e quindi in fase di valutazione dal Governo, che presenterà le decisioni a breve in conferenza stampa, l'obiettivo è a partire dalle elementari quello di togliere la DAD per gli studenti vaccinati e la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati o guariti e durerà 5 giorni. Per la scuola primaria la DAD scatterà dopo 5 casi positivi in classe, per la scuola secondaria se si superano i 2 casi. I bambini da 0 a 6 anni andranno in DAD per 5 giorni se in classe ci sono più di 5 casi positivi al Covid. Infine, la quarantena passa da 10 a 5 giorni per i ragazzi che risultano essere stati a contatto stretto di un positivo ma non sono vaccinati, mentre, come per gli adulti, i bambini vaccinati non dovranno stare in isolamento. E sul fronte dei contagi arrivano buone notizie perché calano le infezioni e nei prossimi 10 giorni dovrebbe calare anche la pressione ospedaliera. Crolla l'incidenza della mortalità, il quadro è stato tracciato dal vice governatore Riccardi nel corso di una serie di incontri che si sono svolti oggi con le aziende sanitarie della regione. In 220.000 non si sono ancora presentati per la terza dose nonostante il Green Pass in scadenza. Cala progressivamente il tasso di infezione e se gli indicatori verranno confermati, tra una decina di giorni si avrà una riduzione della curva anche sulla pressione ospedaliera. Arriva un messaggio di speranza dal vice governatore della regione Riccardo Riccardi, che oggi ha incontrato i presidenti degli ambiti socio-sanitari delle aziende sanitarie. Il dato che risalta di più è quello del calo del 65% della mortalità rispetto al gennaio dello scorso anno. Merito dei vaccini, rimarca il vicepresidente, vaccini che nelle prossime ore toccheranno le 2 milioni di dosi inoculate in poco più di un anno. E proprio a tal riguardo, ciò che balza all'occhio è il ritardo di coloro i quali effettuano la terza dose. In 220.000 devono ancora regolarizzare la propria posizione. Altro dato, la scarsa adesione all'immunizzazione delle fasce d'età tra i 12 e i 19 anni e tra i 50 e i 59 anni. I rischi per i non vaccinati sono decisamente più esponenziali rispetto a chi si è sottoposto a profilassi, il tasso di infezione è triplo, il tasso di ospedalizzazione è più che doppio e infine nel caso delle terapie intensive il rischio per chi non è protetto è decuplicato.
Per quanto riguarda infine il bollettino giornaliero della pandemia, sono state riscontrate 3.497 nuove positività e si sono registrati 14 decessi, 28.760 i tamponi totali, 41 le persone ricoverate in terapia intensiva, 498 quelle accolte in altri reparti. La polemica politica sulle terapie intensive regionali, un servizio nella trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano ha alzato un nuovo polverone sull'effettivo numero dei posti letto attivi in regione. Contagi e morti a Trieste sono legati alla mancanza di 145 posti di terapia intensiva promessi dalla regione. La trasmissione Fuori dal coro di Rete 4 di Mario Giordano rispolvera una polemica che sembrava archiviata in Friuli Venezia Giulia. Da sempre vicino ad ambienti Novax, il programma racconta della mancanza di posti letto, tema ampiamente dibattuto con tanto di ispezione ministeriale nella quale, in estrema sintesi, si confermava l'assenza di qualsiasi ricaduta sui servizi ai pazienti, ma si confermava un problema tecnico sui numeri. A seguito del servizio, nel quale veniva anche criticato l'IRCS Burlo Garofalo spacciando lavori di riqualificazione in corso per disservizi, l'odio del web si scagliava contro il presidente Massimiliano Federiga. Lo stesso governatore, in una nota congiunta con il vicepresidente Riccardo Riccardi, sottolinea che i trattamenti di terapia intensiva non solo sono stati garantiti a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia che ne hanno avuto bisogno per il Covid e per le altre patologie, ma sono stati resi disponibili anche a pazienti provenienti da altre regioni per sopperire a esigenze esterne in una doverosa ottica di solidarietà nazionale. Questo la dice lunga sulla capacità di quei posti da parte del nostro sistema sanitario regionale. Questo però non è bastato a placare le polemiche e critiche sono arrivate dalle opposizioni, con il capogruppo del PD Diego Moretti che sottolinea come anche oggi come mesi fa il duo Federica Riccardi continua ad affermare che tutto va bene, tentando di schiacciare e zittire chi afferma il contrario. Concetti ripresi anche da Andrea Ossai del Movimento 5 Stelle ora sono più prudenti sui dati, limitandosi a parlare di servizi garantiti. I sindacati, in particolare la FIALS, senza entrare nel merito dei numeri delle terapie intensive, evidenzia come grazie allo sforzo e all'impegno del personale sia sempre stata garantita ed è tuttora garantita la massima assistenza ai pazienti. E ci sono novità sul fronte delle agevolazioni per quanto riguarda i tamponi. Domani in farmacia per gli under 18 costeranno 5 euro, bisognerà attendere invece qualche ora per il via libera ai test gratuiti per fine isolamento e fine quarantena. Da domani tutti i minori residenti in Friuli Venezia Giulia potranno effettuare tamponi antigenici in farmacia al costo di 5 euro. Per i test gratuiti di fine isolamento, fine quarantena e nell'ambito del tracciamento scolastico invece bisognerà ancora attendere, forse solo poche ore. Fino ad oggi il costo di 5 euro a carico delle famiglie, per effetto della compartecipazione alla spesa del sistema sanitario regionale, era riservato ai ragazzi di medie e superiori tra i 12 e i 18 anni. Da domani, fa sapere Luca De Grassi, presidente di Federfarma del Friuli Venezia Giulia, sarà esteso alla fascia 0-12. Non servirà alcuna prescrizione medica. Per quanto riguarda invece la possibilità, per chi deve uscire da isolamento o quarantena, di effettuare tamponi gratuitamente nelle farmacie e nelle strutture sanitarie aderenti ai protocolli d'intesa, la Giunta regionale ha approvato la relativa delibera con un investimento di 10 milioni di euro, ma manca ancora la circolare con le disposizioni attuative. Perché il sistema rappresenti effettivamente un valore aggiunto per i cittadini, precisa De Grassi, è necessario che sia efficace. Gratuito o meno che sia, le persone si attendono che il test effettuato produca nell'immediato l'effetto atteso, ovvero l'uscita dall'isolamento o dalla quarantena. Fare un tampone, anche senza spendere nulla, ma non ricevere subito il certificato di guarigione e quindi il Green Pass non ha alcuna utilità. Noi siamo un anello della catena, sottolinea De Grassi, facciamo parte di una rete che ha dimostrato delle criticità. Le farmacie attendono la circolare della regione, che secondo quanto trapela da Trieste potrebbe arrivare domani, anche per essere rassicurate su un punto preciso. I tamponi gratuiti non possono tradursi in un aggravio di burocrazia sulle spalle dei professionisti, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati per il tracciamento, perché questo rischierebbe di ridurre il numero di test eseguibili. La soluzione ottimale, conclude il presidente regionale di Federfarma, sarebbe una ricetta dematerializzata automatica prodotta da medici di base, pediatri o dai dipartimenti di prevenzione. Un documento che oltre ad identificare l'utente vale anche come tracciamento e indica una data precisa per l'esecuzione del test.
È molto scosso e non ha ancora metabolizzato l'accaduto, lo ha detto l'avvocato Masanzan del suo assistito, l'imprenditore bulgaro Traikov, accusato di aver ucciso 2 donne nell'incidente che è accaduto domenica sera in A28. L'avvocato ha usato queste parole anche per giustificare e spiegare il fatto che il suo assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di questa mattina. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 61enne Dimitre Traikov, l'imprenditore bulgaro, accusato di aver ucciso domenica sera nell'incidente stradale avvenuto in autostrada A28 le 2 cugine Jessica Fragasso e Sara Rizzotto. Non ha risposto perché anche lui ritiene di necessitare di un po' di comprensione dell'accaduto e di tranquillità sua personale prima di poter riferire agli inquirenti o ai giudicanti quelle che sono la sua versione dei fatti. Questa mattina si è tenuta davanti al GIP del Tribunale di Pordenone Giorgio Cozzarini l'udienza di convalida dell'arresto. Mi ha assistito nonostante appaia come un soggetto che si è sottratto alle proprie responsabilità e fosse alla guida probabilmente, non è ancora appurato che sia stato alla guida sotto sostanza, dopo aver bevuto più del lecito, è comunque una persona che ha una sua dignità e una sua anche caratura morale che non gli consente assolutamente di essere sereno rispetto a quello che è successo. Attualmente Traikov si trova nella casa circondariale di Udine. I legali hanno riferito di non aver ancora ricevuto elementi sufficienti dall'imprenditore bulgaro, tali da consentire di strutturare una linea processuale. Il nostro auspicio è che il nostro assistito ottenga, così come vanno richiesti, gli arresti domiciliari per poter poi strutturare una difesa un po' più serena. Centinaia di persone hanno voluto dare l'ultimo saluto oggi a Lorenzo Parelli, il 18enne morto all'ultimo giorno di stage a Lauzacco. La chiesa di Castione di Strada non è riuscita a contenerle tutte. Decine di amici di Lorenzo in moto, in scooter, la grande passione del ragazzo, hanno accompagnato il feretro. Sono arrivate a Morsano di Castione di Strada da tutta la regione le tante persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Lorenzo Parelli, il 18enne che frequentava il Bearzi, vittima di un incidente sul lavoro durante lo stage in azienda. Tra loro gli amici del paese, i compagni di scuola che hanno accolto il feretro di Lorenzo con uno striscione con la scritta «Ciao pare, palloncini e fiori bianchi». Un silenzio doloroso ci prende l'anima perché sentiamo che le parole non sono adeguate a nessun commento. Così l'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, ha espresso nel suo messaggio di cordoglio alla famiglia e agli amici di Lorenzo. Affermazione ripresa nell'omelia. È vero, non ci sono parole che siano in grado di lenire la sofferenza che abita in tutti noi. Nelle ore precedenti la cerimonia funebre, Dino, Maria Elena e Valentina Parelli, i genitori e la sorella di Lorenzo, hanno diffuso una lettera aperta alla comunità. La sicurezza e la salute, la scuola e il lavoro richiedono adeguati strumenti di accompagnamento e protezione, strumenti che forse nella triste perdita di Lorenzo sono mancati. A breve le autorità competenti accerteranno fatti ed eventuali responsabilità. La vicenda che ha investito nostro figlio Lorenzo e la nostra famiglia ci sembra richiedere un periodo di silenzio, di riflessione, e Lorenzo sarà sempre con noi. Lorenzo era un ragazzo solarissimo, non l'ho mai visto senza un sorriso in faccia. Volevo essere qua perché era giusto essere qua, insomma. Mi sembrava giusto essere qua per ricordarlo. Lorenzo è sempre con noi. Non si può morire e andare a scuola, assolutamente. Tuttavia oggi bisogna stare uniti, oggi è il momento della comunità e della famiglia, stare tutti insieme e superare questo tragico, difficile momento, e non è facile. Al termine della cerimonia il corteo funebre è stato scortato dagli amici di Lorenzo in sella alle loro motociclette e scooter che erano la sua grande passione e si è snodato lungo le vie del paese per arrivare fino al cimitero.
Una condanna a 4 mesi di reclusione per maltrattamento di animali, 4.000 euro di multa e spese legali, oltre che 3.500 euro di risarcimento a LAV come parte civile. E questa è la conclusione, come rende noto LAV, del procedimento penale che si è tenuto al Tribunale di Udine a carico di 2 cittadini italiani riconosciuti colpevoli di aver sottoposto 7 cuccioli di cane di varie razze a comportamenti incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, separandoli dalla madre per farne commercio. 6 di questi cuccioli erano stati importati dalla Slovacchia all'età di 2 mesi, privi di certificazione sanitaria e senza le necessarie vaccinazioni. Grave incidente stradale nel primo pomeriggio tra Mortegliano e Pozzuolo lungo la regionale 353. Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri un'auto è finita fuori strada finendo ribaltata in un canale. Subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i 2 occupanti dal mezzo, entrambi feriti. Il più grave è stato trasportato in elicottero a Udine all'ospedale, mentre il secondo è stato portato in ambulanza a Udine. E ci sono stati rallentamenti alla circolazione nel tardo pomeriggio di oggi lungo la tangenziale di Udine in conseguenza di un incidente. Per cause che devono essere accertate, un'auto è finita contro il guardrail nei pressi del casello di Udine Nord. Sul posto personale sanitario e forze dell'ordine, i disagi hanno interessato gli automobilisti diretti verso sud. Il Tribunale di Udine ha condannato un tunisino residente a Cervignano a oltre 1 anno di reclusione. Non soccorse l'amico che aveva investito. Revocata, investe l'amico in retromarcia e se ne va, condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione e a 2 mesi di arresto, pena sospesa. Protagonista della vicenda è un tunisino di 58 anni residente a Cervignano, che il giudice del Tribunale di Udine, Daniele Faleschini Barnaba, ha riconosciuto colpevole di omissione di soccorso e guida senza patente. Nel luglio 2019 l'uomo aveva dato un passaggio in auto a un amico. Quando il passeggero è sceso, il guidatore ha fatto retromarcia e investito il conoscente, procurandogli lesioni a una gamba. Il condannato ha quindi avvertito il ferito che doveva andarsene per un impegno, rassicurandolo che sarebbe tornato poco dopo. Peccato che non si sia fatto più vedere. Dagli accertamenti, infine, è emerso che all'uomo era stata revocata la patente da oltre 1 anno e che, nonostante ciò, 1 mese prima era stato trovato alla guida della sua autovettura dai carabinieri e sanzionato. Trovato con quasi mezzo chilo di marijuana, uno spacciatore è stato arrestato a Trieste. Si tratta di un 36enne che, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, gestiva una piccola centrale dello spaccio. Nel suo appartamento i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile coordinati dal PM De Grassi hanno trovato oltre 420 grammi di marijuana, 17 grammi di hashish, strumenti per il confezionamento della droga e 500 euro probabile provento dell'attività di spaccio. Contagi e quarantene mettono in crisi anche la polizia, che deve fare i conti con oltre un centinaio di assenze in regione legate al Covid, con ripercussioni sui servizi. Il Covid mette in crisi anche la Polizia di Stato alle prese con contagi e quarantene. In Friuli Venezia Giulia sono molti gli agenti costretti a casa, con evidenti ricadute sui servizi. Contiamo oltre 120 persone che stanno in quarantena. Questo è un dato importantissimo per una regione piccola come la nostra, perché significa portare i colleghi a dover affrontare dei servizi in, non dico con un doppio turno, ma un carico di lavoro chiaramente soprattutto negli uffici dove c'è una carenza di organico già terribile. E se sul fronte vaccinazioni c'è stata pressoché un'adesione totale, il sindacato FSP è preoccupato per i numeri del 2022 che parlano di molti pensionamenti e pochi rinforzi. A Pordenone arrivano 15 persone, però stanno andando via entro la fine dell'anno in corso oltre 28 persone. È chiaro che nelle questure più grandi, Trieste, Gorizia e Udine, dove c'è più personale, sicuramente i numeri delle persone che vanno in quiescenza aumenta. Domani pomeriggio il rieletto Presidente della Repubblica Mattarella presterà giuramento per il suo secondo settennato. Dal Friuli Venezia Giulia i partiti attendono con fiducia le sue parole. Dalle elezioni del Capo dello Stato e delle ricadute sulla politica nazionale e regionale parleremo questa sera con grandi elettori e rappresentanti dei partiti nel corso dell'appuntamento con Elettroshock a partire dalle 21.
A prestare giuramento per la seconda volta il rieletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 3 febbraio parlerà a Montecitorio alle 15:30 davanti al Parlamento riunito in seduta comune. Un discorso atteso il suo anche in Friuli Venezia Giulia, dove i partiti guardano con fiducia al suo secondo settennato. Io mi aspetto un richiamo al ruolo del Parlamento centrale, perché bisogna dire che la scelta di Mattarella è nata dal Parlamento quando un po' le leadership hanno fallito, perché hanno cercato in qualche modo di trovare soluzioni che non sono arrivate. Io mi attendo un Presidente che si assumerà un mandato pieno e proprio perché si assume un mandato pieno chiederà all'intero Parlamento, all'intera classe politica di rimettere al centro le priorità del Paese. E le priorità del Paese non sono le discussioni su coalizioni, sono una crescita che deve agganciare anche chi sta peggio, una crescita che c'è ma che non deve essere solo legata alla finanza e alle imprese, ma anche agli operai, agli insegnanti, ai piccoli esercizi commerciali. Indubbiamente mi attendo un ragionamento ed un discorso di alto profilo. Mattarella saprà sicuramente farlo. Non mi attendo da Mattarella un richiamo fondamentalmente alla politica, cosa che invece secondo me avrebbe dovuto in questo momento esserci. Le votazioni in Parlamento sono stati quasi un plebiscito, insomma, quindi sicuramente sarà un discorso dove si prenderà la responsabilità anche di questo periodo che stiamo vivendo per la pandemia ed è anche il motivo per cui abbiamo voluto votarlo. È morto questa mattina all'ospedale di Udine, dove si trovava ricoverato da qualche giorno in seguito al peggioramento delle condizioni di salute Arnaldo Ciriani, papà del sindaco di Pordenone Alessandro e del senatore Luca, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama. Stimato medico di base a Fiume Veneto, Arnaldo Ciriani, che a inizio gennaio aveva compiuto 90 anni, era anche un uomo di profonda cultura e orgoglioso alpino della Iulia. Lascia la moglie e 4 figli. La data dei funerali non è stata ancora fissata. Il figlio Alessandro lo ha ricordato con un sentito post su Facebook. Dal mondo della politica regionale e non solo sono stati tanti messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia Ciriani. A Udine si avvicina alla conclusione il lunghissimo iter per la rimozione dell'edicola di Piazza San Giacomo. Oggi la nuova struttura in via Leonello è stata collegata alla corrente elettrica. 8 anni dall'avvio dell'iter e 4 mesi dall'ultima carta bollata. È ormai prossimo alla conclusione l'iter per la rimozione dell'edicola di Piazza San Giacomo, giudicata inadatta dalla Soprintendenza per il contesto della centralissima piazza udinese. E così il comune ha di fatto ultimato la realizzazione della nuova struttura, che oggi è stata collegata alla rete elettrica in piazzetta Leonella, a 2 passi da Palazzo da Ronco e proprio davanti a Casa Cavazzini. Allora la Soprintendenza ancora 8 anni fa aveva detto al comune che quella edicola andava rimossa. Noi siamo partiti quando siamo diventati noi amministratori della città, abbiamo individuato un nuovo luogo per posizionare un'altra edicola che possa dare servizio a questa parte della città. Abbiamo scelto Piazza Leonello, qui proprio davanti al municipio. Abbiamo fatto la gara, il bando di gara per vedere chi avrebbe gestito questo. Per fortuna è la stessa signora che attualmente è presente in Piazza San Giacomo, ha vinto il bando e quindi sarà lei a gestire questa edicola nuova di zecca che, come vedete, oggi chiude il suo iter così a livello di collegamenti. Abbiamo dovuto attendere un po' di mesi perché l'Enel è subissata di lavori, anche il lavoro non era tanto semplice, bisognava tagliare la pietra, insomma, qui in piazza, ma insomma è stato fatto. E io spero adesso nello spazio di 15-20 giorni questa nuova edicola entrerà in funzione e l'altra che si trova in Piazza San Giacomo verrà prelevata e portata via. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso con cui il raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria, la Altair Funeral SRL, contestava al Comune di Udine l'esclusione dalla procedura per l'affidamento in concessione mediante project financing della costruzione e gestione del nuovo tempio crematorio nel cimitero di Paderno. Lo ha riferito oggi il sindaco di Udine Fontanini attraverso una nota. Sono soddisfatto non solo perché è stata dimostrata la correttezza della decisione della commissione di gara, ha commentato Fontanini, ma anche e soprattutto perché ora potranno ripartire i lavori che andranno a dare alla città un impianto nuovo e a basso impatto ambientale. A seguito della decisione assunta dal TAR, fa sapere il Comune, la ricorrente dovrà rifondere l'amministrazione delle spese di giudizio per 3.000 euro.
raccontano nella web radio del comune di Pordenone, un'iniziativa per tutti i ragazzi in età scolare. Un progetto per dare voce ai giovani di Pordenone. Tramite uno spazio settimanale pomeridiano nella web radio Wideline, i ragazzi potranno esprimere idee, aspirazioni, sentimenti, discutere in un'ottica di crescita e confronto su temi a loro cari, di attualità e sulla città, mettendo in campo le loro esigenze e aspettative in autonomia, senza che siano calate dall'alto dagli adulti. L'iniziativa, tra l'altro, punta a coinvolgere anche quei minorenni che vivono in situazioni di disagio sociale e che sono stati segnalati come bulli oppure come protagonisti di atti vandalici. Potranno dire la loro, avranno proprio voce, avranno un microfono con una rubrica una volta alla settimana per esprimere quello che loro vogliono sui temi che loro desiderano, aspirazioni, sogni, la Pordenone che vorrebbero. Quindi ciò dimostra una nuova attenzione per i giovani da parte del comune e soprattutto una nuova impostazione, non più progetti per i giovani calati dall'alto ma che partono da loro. Ripeto, sono loro che sceglieranno di cosa parlare, diventa anche, per così dire, un osservatorio di ascolto sui nostri giovani che coinvolgerà scuole, coinvolgerà i centri di aggregazione giovanile e coinvolgerà anche gruppi informali di ragazzi che vorranno partecipare. E restando a Pordenone tramonta il sogno della città di essere capitale europea della cultura 2024. Un sogno sfumato. Per Pordenone si sono definitivamente chiuse le porte di vedersi riconoscere il titolo di capitale della cultura 2024. Tra le 10 finaliste la città del Noncello non c'è e senza ombra di dubbio l'esclusione un po' brucia. Se le opposizioni in consiglio comunale hanno fatto notare la sconfitta, imputando chiare responsabilità all'amministrazione civica, il sindaco Alessandro Ciriani, pur ammettendo il KO, guarda avanti e immagina futuri obiettivi da raggiungere. Noi ci abbiamo tentato, come tutte le gare uno può arrivare magari a tagliare il traguardo o purtroppo perdere, in questo caso non ce l'abbiamo fatta, siamo comunque selezionati tra i 9 comuni che possono invece ambire a diventare capitale del libro, ci lavoreremo anche su questo. Diciamo però che capitale della cultura non significa puntare sulle ricchezze culturali, i criteri sono molto più complicati, noi cercheremo comunque di aumentare la superficie, la piattaforma culturale della città per consentire a Pordenone di essere ancora brillante. Abbiamo un teatro strepitoso, abbiamo tante realtà associative, abbiamo festival, abbiamo un substrato culturale che fa invidia al resto della regione. Abbiamo perso, un riconoscimento formale, ma vinceremo la battaglia sul campo. Una cerimonia semplice e commossa oggi allo Stadio Friuli, al Coni Point, all'interno dell'impianto dei Rizzi, dove la sala riunioni è stata intitolata ad Alessandro Talotti. Ne parleremo tra poco a Sport FVG anche con quello che è stato il pomeriggio poi di Udin Jump Development, spazio al Pordenone con le prime parole al ritorno in nero-verde di Leonardo Candellone. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata, arrivederci.